Ho appreso con piacere della nomina che mi è stata conferita a componente del comitato scientifico del CIS, del Centro Internazionale Scrittori, che ha sede a Reggio Calabria. Ringrazio tantissimo sia la dottoressa Borruto, presidente del centro, che la presidente onoraria e direttore scientifico, la professoressa Radici Colace. Li ringrazio davvero, ringrazio il consiglio direttivo, ringrazio il comitato scientifico per questa nomina e anche per le parole molto belle che sono state usate nei miei confronti. Certamente proverò come sempre a dare il mio contributo, sono felice di portare il mio modestissimo contributo, spero che possa essere una proficua collaborazione. In questo momento è un momento molto particolare di guerre, di conflitti, di scarsa umanità, un momento in cui c'è tantissima violenza, non soltanto nel nostro paese, ma nel mondo. La cultura deve essere un punto di riferimento, un presidio dove tutti possiamo trovare possibilità di nuova conoscenza, dove tutti possiamo vivere dei luoghi, possiamo vivere un nuovo umanesimo e combattere un po' la liquidità dei nostri tempi e combattere anche i non luoghi che molto spesso non ci permettono di comunicare. Quindi sono molto grato al CIS della Calabria per questa opportunità di poter mettere a disposizione la mia esperienza di un'istituzione culturale così importante.